Oggi si celebrano i santi Placido e Mauro. Il nome Placido ha origine latina e significa mansueto. Il nome Mauro ha sempre origine latina e significa nativo della Mauritania. La giornata internazionale degli insegnanti si tiene ogni anno il 5 ottobre dal 1994. Nata come commemorazione alle organizzazioni degli insegnanti di tutto il mondo, ha come obiettivo quello di mobilitare il sostegno ai docenti che devono garantire i diritti e i bisogni delle future generazioni. Gli insegnanti vengono riconosciuti come soggetti chiave per l'attuazione dell'Agenda 2030 sull'educazione, affinché sia di qualità, equa ed inclusiva. La vita delle persone e lo sviluppo sostenibile può essere infatti raggiunto incrementando l'alfabetizzazione globale e riducendo l'abbandono scolastico precoce. Il principe Duke Flid fugge dal suo pianeta natale finito nelle mire del feroce re Vega. Raggiunta la Terra, sotto le mentite spoglie di Actarus, viene accolto all'Istituto di Ricerche Spaziali diretto dal dottor Procton, che proteggerà con il suo robot dagli attacchi alieni. È l'inizio di Goldrake, storico cartone animato ispirato all'omonimo manga del fumettista Go Nagai e trasmesso in 74 episodi. Il primo andò in onda il 5 ottobre del 1975. Ma cosa si intende per apprendimento automatico? Apprendimento automatico significa far sì che un sistema informatico impari a regolare il proprio comportamento in risposta a situazioni nuove. Questo obiettivo richiede una rete neurale artificiale ispirata alle cellule interconnesse del cervello animale, in grado di imparare elaborando informazioni. Durante la supervisione un addetto controlla se le risposte sono giuste o meno. Quando il sistema sbaglia, modifica l'ipotesi in modo da far meglio la volta successiva. In questo modo il computer riesce, ad esempio, a distinguere le immagini di vari animali o piante. Buona domenica ai 12. Oggi la Luna è in opposizione a Venere. Cosa avranno da dire le signore dello zodiaco tra un istinto di razionalizzazione sentimentale, Venere in Vergine, e i sentimentalismi esplosivi di una Luna in Pesci che non conosce confini affettivi? Scopriamolo insieme. Ariete, la giornata oggi è una giornata di grande intuizione e di grande attrazione sentimentale. Probabilmente vi piacciono gli amori difficili, ma a tutto sapete resistere tranne che alle tentazioni. Toro, la vostra giornata oggi vede sia Luna che Venere in perfetta accordo con voi, col vostro segno zodiacale, mentre la loro opposizione però dà voce a due anime diverse dentro di voi, una un pochino più razionale in amore che deve dare delle regole, l'altra un po' più sentimentale, perché oggi sarete dolci ma fermi. Gemelli, Luna e Venere sono entrambe in quadratura, quindi oggi forse dovrete sistemare qualcosa nella vostra vita sentimentale e cercare degli accordi e degli equilibri che avete tralasciato. Cancro, la vostra giornata è una giornata di Luna in trigono, per cui una Luna che si ricarica sicuramente, ma una Luna che ancora vi fa sentire un po' insoddisfatti in amore, per cui lotterete perché questo possa accadere. Con Giove e Mercurio in quadratura, Giove ospite nei vostri gradi, non sarete granché diplomatici. Leone, la vostra giornata vede la distanza planetaria di Luna e Venere non darvi troppo fastidio, più che altro vi potrebbe capitare di sentire dei disaccordi intorno a voi, ma voi come al solito procederete in una maniera abbastanza distaccata, per cui osserverete tutto e capirete le ragioni di tutto, ma procederete con la vostra strada. Vergine, Venere nei vostri gradi è attaccata dalla Luna in opposizione. Forse alcuni di voi potranno considerare che serve un pochino di brio e di
leggerezza in più, perché Venere nei vostri gradi non si esprime al meglio, seppure vi sta portando tanto bene in amore. Alcune diversità sentimentali tra voi e il partner forse vi disorientano. Bilancia, le baruffe delle signore dello zodiaco oggi vi riguardano relativamente, perché Venere è sempre il vostro pianeta, per cui la Luna in opposizione dovrà farvi scegliere al bivio quale opzione è migliore utilizzare in amore, la fuga oppure affrontare il partner. Scorpione, per voi oggi la Luna è in trigono e fa una dolce carezza a Marte, per cui si attenuano un pochino le tensioni e probabilmente alcuni di voi capitoleranno, perché siete dei sentimentali. Oggi però non siate troppo distanti dalla famiglia, c'è bisogno della vostra presenza. Sagittario, la Luna in quadratura in pesci e non si intende con Venere, che anch'essa non vi fa proprio molto gioco per adesso, per cui oggi sarete tesi o protesi un po' a capire un po' di più nella vostra vita sentimentale cosa accade e se realmente alcuni di voi vogliono proseguire nella direzione che hanno scelto. Capricorno, la vostra giornata oggi è una giornata ottima, perché sia Venere che la Luna, nonostante siano opposte, sono alla distanza giusta per farvi uno splendido gioco affettivo e comunicativo. Oggi in amore vi sentirete molto confortati. Acquario, le baruffe di Luna e Venere oggi proprio non vi riguardano e siete contenti così, proprio perché molti di voi potranno un po' assistere a degli piccoli incidenti intorno a voi, diplomatici e non, che potrebbero comunque destabilizzare un po' l'atmosfera. Voi rimarrete un pochino glaciali, come è il vostro solito fare. La distanza però di Venere e della Luna non impediranno comunque di trovare il buono in ogni situazione che affronterete. Pesci, oggi la giornata vede la Luna ospite nei vostri gradi opporsi a Venere. Qualcosa vi lascia scontento in amore e non basta la passione di Marte a compensarvi. Cercate quindi di essere un pochino più abili a capire dove sta il problema. Inviato in Giamaica per fare luce sulla misteriosa morte di un collega, l'agente 007 si imbatte nei piani scellerati del Dottor No e della potente organizzazione criminale denominata Spectre. Con Licenza d'uccidere del regista Terence Young, il 5 ottobre del 1962 debutta al cinema James Bond, il celebre agente segreto al servizio di Sua Maestà, creato dallo scrittore Ian Fleming. Accolto con grande favore dal pubblico nonostante i limitati costi di produzione, il film lancia l'allora sconosciuto Sean Connery, che impersonerà Bond in altre 5 pellicole e consacra come sex symbol la protagonista femminile Ursula Andress. Se riesci a scappare da un pericolo, anche metaforico, per il rotto della cuffia, in inglese scappi, by the skin of your teeth, letteralmente per la pelle dei denti. Anche se questa traduzione può sembrare strana, riflettendoci meglio corrisponde al nostro modo di dire per un pelo. Il matto del giorno è un uomo vulcanico, il filosofo agrigentino Empedocle, vissuto nel V secolo a.C. Tra le molte leggende fiorite intorno a lui, la più suggestiva è senza dubbio quella relativa alla circostanza della sua morte. La convinzione che siamo tutti immersi nel flusso del divenire avrebbe ispirato la sua decisione di tuffarsi nel cratere dell'Etna per tornare nel ciclo della natura. Tradizione vuole che, indossato abito e mantello rossi e postosi sul capo una corona d'oro, abbia marciato accompagnato dal corteo dei suoi seguaci fino al vulcano e si sia lanciato nella sua bocca infuocata tra lo sgomento generale. Si dice anche che il vulcano, con un'eruzione improvvisa, abbia vomitato uno dei sandali del filosofo, poi raccolto dai discepoli.
Ci salutiamo con la frase del giorno. Mettiamoci a inventare il domani invece di preoccuparci di ciò che è accaduto ieri. E con lo sguardo sempre avanti ci salutiamo anche per oggi, ma la buona notizia, vi aspettiamo domani con una nuova puntata dell'Almanacco. Buona giornata e a presto!